Smart Television. Stasera proponiamo una tematica culinaria ed eccoci qua, siamo all'opera mentre il nostro cuoco, eccolo qua, adesso guardiamo in video, si predispone nel fare una preparazione alla Cleo. Allora, All'inizio, al momento che stiamo a pulire, in questo momento fai vedere in che modo andiamo a togliere vengono fuori i meticolosamente boccioli. spezzati, scelti. Siccome ne sono un bel po', ci vorranno una decina di minuti per pulirli. E che vi devo dire? Ci vediamo tra 10 minuti appena abbiamo finito di pulire e diremo con la procedura. Allora, adesso in questo momento ci troviamo alla fase di pulizia, sciacquaggio, ecco che vengono sciacquati, Puliti come si deve, puliti come si deve. anche perché sono broccoli biologici, perché l'ha portato un nostro amico zona montagna e Quindi sono dal produttore al consumatore, Sì, pulitissimi. quindi a chilometri zero, come si suol dire. chilometri zero, sì. Ecco, dopo fatto questa bella pulita, viene rimesso nel contenitore, magistralmente con cura, Dovete avere solo un attimo di pazienza perché dopo vi faremo anche vedere come si mangiano, Eccoci qua. La fase più importante dove si inizia proprio a materializzare quello che sarà il piatto. Quindi andiamo a vedere gli ingredienti. La prima cosa da fare è prendere del guanciale. Facciamolo vedere. Il guanciale è questo lo butterà e si va a sminuzzare, come si usa dire, no? In questo modo. Ecco qua, penso che basta, adesso lo togliamo e andiamo a sminuzzarlo come si deve. Se vogliamo fare dei broccoli come si deve, però se poi volete fare i broccoli al pane e puparone, Anche quelli sono buoni, fanno Sì. i peperoni. d'accordo, per carità. Facciamo vedere come è tagliato il taglio. Forma non molto sottile, adeguatamente sottile, poi formazione in cubetti, Più o meno. più o meno. Ecco. Allora, poi andiamo logicamente a sminuzzare l'aglio. Facciamo vedere l'aglio. Mi raccomando, l'aglio rosso, come vedete, rosso perché è più aromatico. Si schiaccia così, Appena schiacciato, sì. va schiacciato così. Io dico 3 spicchi d'aglio, vanno bene, sono abbastanza sufficienti, Ecco qua. Fatto questo, lo si fa A sminuzzare, e si fa in questo modo per non farsi male. Ecco, fatto questo si mischia e adesso andiamo nella frase più si potrebbe utilizzare anche olio
extravergine d'oliva, però io ritengo che è molto sufficiente quello olio di girasole perché contiene omega 3 ed è utile per la salute, non fa male, fa bene. E andiamo a accendere e aggiungiamo abbondante olio. Consigliamo sempre una casseruola molto espansiva, molto larga. Sì, larga, giusto. Accendiamo i fuochi in questo modo, facciamo riscaldare un po' la padella. Viene prima riscaldato per non dare quello shock termico, ovviamente. E andiamo a mettere prima Facciamo vedere la quantità di peperoncino. peperoncino. Ragazzi, questo qua è abbastanza piccante. Produzione propria, che vi devo dire, il peperoncino è la Caroline, peperoncino Caroline, il più forte al mondo, il più piccante al mondo, perciò datevi da regolare. È uno tra i primi nella tabella che sta ad indicare la quantità di incisione di forte dei peperoncini. Adesso viene tutto Ecco qua. in padella, leggermente Da questo momento accendiamo, senza un po' di rumore, però l'aspiratore ci vuole perché ovviamente fa parte, come anche nelle ristorazioni, quando si fanno alcune riprese si sente l'aspiratore, però è la genuinità del video e dei prodotti che vengono usati in concomitanza di questa preparazione. Ecco, vedete che anche l'olio inizia a colorarsi. facciamo soffriggere. Mentre qua già sono sotto al coperchio, qua già preparati per essere immersi nella casseruola. È consigliabile far stare sempre qualche minuto, giusto? Sì, il tempo che si Per far arrosola un po'. arrosolare e amalgamare un po' i sapori. Dare il connubio dei sapori. Ecco qua, penso che basta, così non facciamo cuocere troppo l'aglio e andiamo a inserire il broccoli. Non vi preoccupate. Logicamente per la faccia di chi sta a dieta, che mi dispiace, la devo dire sta cosa. Anche se è verdura e quindi molto calorica non No, è, eccetto il guanciale. Quei pipì che frittura non fa male, non va bene. Ma io lo dico perché Non fatevi ingannare dal fatto che forse non entrano in padella, perché tra poco tra poco diventeranno di dimensione molto più inferiore. Adesso va Infatti si coperto. aggiunge un coperchio sopra. Noi ci vediamo tra pochi minuti. Appena sarà pronto e Appena sarà mostreremo pronto. Va il bene? piatto e la degustazione. A tra poco. Ed ecco, durante la cottura c'è un'altra preparazione che il Cleo Il telefono e allora salamino di alta qualità, di maialino casertano nero, e lo andiamo
per quella quantità vanno bene 6 fettine che andremo a pulire. Quindi va tolto L'intestino del Intestino. maialino, così. E poi lo posizioniamo in questo modo. E qua, chiuso. Noi ci sentiremo tra poco. Assolutamente. Dopo aver salato l'intruglio con le susanire, andiamo a spegnere i macchinacci. Spegniamo anche i fuochi. e adesso ci E adesso- appropinchiamo ad impiattare. Impiattare, ragazzi, ad impiattare. E che vuol dire a fare? Allora, l'altro signore lo vuole un po'? Ok, perfetto. Allora, andiamo a impiattare. In questo modo. Guardate qua che delizia, ragazzi. Facciamo prima Che delizia, Che delizia. Guardate anche questo lato qua. La faccia è buona, la faccia è buona, secondo me si può ragionare, Ecco. Allora, in chiusura di video, eventualmente ci fai Tra sapere. poco, mentre stiamo gustando questi broccoli. Tra poco. Ed eccoci qua. Eccoci E qua. allora abbiamo impiattato, questo è il piatto del nostro cameraman Gianni Caputo, questa è acqua sorgesana che non ci fa, non è un lo dico perché piace a me, acqua sorgesana. Del buon pane. Del buon pane casareccio, perché casareccio? Ci deve accompagnare E assolutamente. adesso facciamo un assaggio e ci salutiamo con questo assaggio. Però questo assaggio dobbiamo anche far sapere ai nostri telespettatori la bontà, il gusto. Il gusto, sì, vediamo un po'. Penso che... Guardate la faccia di zoccola, Sì, sì. A salute! Come fa Marta? Eccoci qua. Quindi l'espressione è tutto un poema, eh? Volesse assaggiare. Ma al prossimo video con il prossimo pranzo speciale. Prossimamente. Ciao a tutti. Smart TV, sempre.